Non vi ho ancora detto nulla sulla location. Siamo niente poco di meno che sulle rive Nazario Sauro, tra la stazione marittima ed il Pinguino. Una zona enorme, bellissima e sul mare. Ciao a tutti, oggi ci troviamo insieme ad Angelica, la finalista numero 8 di Miss Topolini. Ciao, come va? Bene, grazie. Contenta di essere arrivata in finale? Sì. Te l'aspettavi? No. Come mai ti sei iscritta a Miss Topolini? Perché l'anno scorso ha partecipato una mia amica e mi è sembrato interessante, poi perché mi piace il mondo della moda e quindi... E non è uno sforzo da Udine venire fino a Trieste per dover partecipare? No, almeno per me no. Bene. Raccontaci qualcosa di te. Studi? Fai sport? Sì, studio, devo fare il secondo anno al liceo psicopedagogico a Caterina Percotto di Udine e faccio jogging qualche volta. E oltre a jogging cosa fai nel tempo libero? Magari gli amici, il cinema? Sì, buon d'estate, vado soprattutto al mare con gli amici e col moroso. Al mare dove? Lignano. E d'inverno vado in discoteca molto spesso oppure esco con gli amici e col moroso. Ti piace andare al cinema? Sì, se ci sono film interessanti, altrimenti preferisco fare a meno. Tipo l'ultimo film visto o magari il genere che ti piace qual è? L'ultimo film visto non me lo ricordo perché era tanto che non vado, però mi piace il genere tipo romanzo rosa. Ho capito, bene. E invece per quanto riguarda la musica, quali sono i tuoi gusti? Beh, la musica commerciale, quella della discoteca e poi qualche volta musiche dolci tipo Tiziano Ferro, Vasco Rossi. Qualche canzone che ti viene in mente o che magari ti regala qualche ricordo? La canzone è di Vasco Rossi. Chi te l'ha dedicata? È meglio se non lo dico perché sennò il mio moroso mi ammazza. Come mai tuo moroso non è qua? Perché è a Lignano, ha l'appartamento e quindi venire su e giù non è che... Da quant'è che state insieme? 1 anno e 4 mesi. E va tutto bene, sei contenta? Sì, qualche volta no, ma per il resto... Ora vediamo che insieme a te c'è qualcuno. Ci vuoi presentare chi sono? Sì, lui è il moroso di mia sorella Simone e lei è mia sorella Veronica. Perfetto, vediamo cosa pensano di te. Ora siamo insieme a Veronica e Simone che ci spiegheranno qualcosa in più riguardo Angelica. Tu sei la sorella maggiore, giusto? Sì, io e Angelica abbiamo 3 anni di differenza e voglio dire che Angelica è una ragazza molto simpatica, è intelligente, molto espansiva, però ogni tanto mi fa arrabbiare perché come fra tutti i rapporti fraterni c'è qualche diverbio. È difficile sopportarvi? Ogni tanto sì, è molto difficile sopportarla, però devo dire che lei è la mia sorellina e quindi le voglio bene comunque, in ogni caso. Meno male che esiste il volersi bene a prescindere. Ma no, immagino che ti darà anche tante soddisfazioni. Immagino tu sia contenta che lei sia arrivata in finale e che partecipi a Miss Topolini. Sì, sono molto contenta di questo, anche perché la vedevo molto tesa in tutte le selezioni, allora sì. Il fatto che sia passata è una cosa che insomma ti ha fatto molto piacere. Un'emozione grandissima, infatti mi sono anche messa a piangere alla semifinale. Oh, che bello! Ti vedremo anche alla finale quindi? Sì, sì, certo. Bello. E qualcos'altro riguardo al vostro rapporto di sorelle? Nel senso, avete fatto qualcosa insieme di recente? Beh sì, ultimamente la porto sempre in giro con me la sera quando esco con gli amici, anche ieri siamo andati a fare una grigliata insieme. Sì, sì, ci divertiamo, lei si diverte. Molto bene. C'è qualche consiglio che le vorresti dare in quanto sorella maggiore per magari poter vincere questo concorso? Sì, essere sicura di se stessa ed essere sicura di poter vincere. Essere convinta, quindi. Bene. Ora passiamo invece a Simone, che è il moroso della sorella, giusto? Sì. Tu da quant'è che conosci Angelica? La conosco da 2 anni e mezzo e è una bella cosa che partecipa a questo concorso perché lei ha sempre voluto fare una modella, fotomodella, quindi questa è un'ottima possibilità. Un buon inizio. Esatto, una possibilità di successo che possa... Anche tu sei venuta a vederla durante la semifinale? Sì, sono venuto quasi in tutte. Anche le altre serate? Sì,
quasi tutte. Sì. Ti vedremo anche alla finale con la sorella? Sì, mi sentirete. A fare il tifo. Mi sentirete anche. Bene. In questi 2 anni che conosci Angelica, sapresti già dirmi qualche aggettivo o qualche difetto per descriverla? Sì, allora, è molto simpatica, quello sì, però ogni tanto è permalosa, molto. Qualche giorno ha una storta e quindi è meglio lasciarla. Un po' lunatica. Esatto, è meglio lasciarla in parte. Però già la conosci un po', quindi diciamo sai tenerla alla larga nelle giornate no. Esatto, sì. Oggi la odio in maniera particolare perché... Ma come, non sei contenta di essere qua? Sì, però davanti alla telecamera non è che... Vabbè, nessuno è abituato, è la tua prima volta immagino. Beh no, non è la prima volta, però così, di fronte così, sì. Bene, vuoi fare un in bocca al lupo ad Angelica per quanto riguarda la finale? Sì, gli auguro un buon futuro, che vinca la finale e che si diverta soprattutto. Chiediamo anche alla sorella di fare un in bocca al lupo alla sorellina. In bocca al lupo Angelica, divertiti tantissimo. Salutiamo tutti, grazie mille. Raccontaci qualcosa per quanto riguarda il tuo primo casting con Miss Topolini, quindi la tua iscrizione. Come è avvenuta, come è stata, come ti sentivi? Beh, innanzitutto mi sentivo molto agitata perché era il primo concorso a cui partecipavo e infatti per quello non mi sarei mai aspettata di arrivare fin qua ed è già un po' un traguardo. Non mi interessa sinceramente di vincere, ma di arrivare fra le 16 è stato, diciamo, era la mia meta. Bello, quindi già molto bene. Esatto, e comunque ero molto agitata anche perché quando ci sono i miei genitori che mi guardano sono ancora più tesa perché mi vergogno, mentre se c'è altra gente sinceramente sono più... Finché sono sconosciuti non c'è nessuno. Bene, e quindi siccome durante l'iscrizione a Miss Topolini c'era da fare la sfilata, le prime foto, anche la prima intervista e nonché i primi video, come sono stati? Facile, difficile, ti è piaciuto? Beh, la sfilata sinceramente è stata difficile perché non avevo mai fatto una cosa simile. Le foto diciamo che più o meno le ho sempre odiate perché vengo male. Ma come vieni male in foto? Sei bellissima, è impossibile. Beh, insomma. E comunque l'intervista, beh, anche quella non è che sia stata molto... Beh, insomma, la prima volta non è mai troppo semplice, insomma, basta allenarsi magari. Quindi fare foto o posare magari per un catalogo ti piacerebbe come esperienza? Sì, molto. E fare altre interviste o magari fare sfilate? Beh, anche quello, ma le interviste sinceramente preferisco tagliarle perché non mi piace molto parlare in pubblico. E da grande cosa vorresti fare? Un sogno nel cassetto? Beh, il mio sogno nel cassetto è viaggiare molto, andare a Bora Bora perché c'è un mare stupendo. Sei già stata o l'hai solo visto in cartolina? Cartolina. Però mi piacerebbe anche studiare per fare la psicologa o comunque fare dei lavori al di fuori della moda. E ora invece tu, per quanto riguarda la scuola, stai già intraprendendo una carriera che si può avvicinare alla psicologa, che magari può aiutarti negli studi? Sì, sto facendo il liceo umanistico. E ritornando al discorso, al concorso di Miss Topolini, come sei? Sei tesa per la finale? Non troppo, perché comunque, come ho detto, Come hai già detto. esatto, il mio scopo l'ho già raggiunto e quindi sono tranquilla. Bene, noi comunque ti facciamo un in bocca al lupo per quanto riguarda Miss Topolini e ti salutiamo e ti ringraziamo tantissimo. Ciao Angelica!